A mia lingua è un albero che ci tocca curare. Quando è che voi avete imparato a parlare corso? È vero che in casa non ci parlavamo mica corso, non parlavamo francese, ma sentivo corso. Da parte di mamma parlavano tutti i corsi, parlano tutti i corsi. E dunque ho da un paese, eccetera. E quando mi è venuta la volontà di parlare corso, mi sono vista che non veniva tanto difficile da fare. Dunque ho cercato di migliorare la mia espressione, la mia scrittura. E questa l'ha giovata massimo per via di canzoni, che erano negli anni 70, dunque era facile. E poi c'era una coscienza identitaria che si svegliava di Ciaragno, dunque dopo ho continuato, ho anche fatto studi corsi e sono giunta anche a insegnare a lingua corsa. Quando la dublate a lingua corsa? Allora, prima con i miei figlioli, che ho vissuto che il corso fosse la sua prima lingua, la sua lingua materna, dunque non parliamo mica corso tra noi. Dopo il lavoro con i miei colleghi, massimo che sono professore di corso, dunque la dopo con tutti gli altri professori, ma anche certi colleghi che non sono mica professori di corso, anche di razza. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? È veramente una rarichera statale, a Corsica, a qui di Fudini, qui di Canaessa. Dunque, è veramente una lea coatara. Come dite la bene di lingua corsa? Penso che fin tanto che la gente non capisce che il corso è davvero una lingua, che può di tutto e che tutti quelli che hanno parlato a riunire imparare ai suoi figlioli. Penso che fin tanto che non capisceranno mica questo, sarà da essere difficile veramente di avanzare, ma ho una speranza tamanta in la vena.